allora buonasera. Mi stavo ammazzando, però. No, ma perché? Come non mai? lo so, stavo cadendo. Come mai? Non lo so, È la così vita. stavo proprio cadendo. Buonasera. Buonasera. Ciao Rachela, ma vedo oggi che super in ritardo, però non sì, fa colpa nulla. sua. Colpa mia, Io colpa mia. lo dico a tutti quanti che è colpa sua perché è giusto che sia così. Sei gentilissimo. No, prego, scusa, i cosi. No, sì, quel certo, che è di ma ci Cesare è di manchereste. Cesare. Sì, certo. Dai, a Cesare sì. quel che è di Cesare. Va bene, sì, dai. Perché una volta tanto che faccio una perla di saggezza, sì, lei mi infatti, dice no, di no. ma infatti, Ma tranquillo, ve ne rendete tranquillo, conto? no, tranquillo. E allora andiamo subito con i messaggini. Sì, vai. Allora abbiamo Mirella Gagliarde. Ciao Mirella, buonasera. Abbiamo Mascia, ciao Mascia. Ciao Mascia. Sebastiano Pedicone e Maria Buonasera Nicotra. signor Sebastiano e buonasera signora Maria. Bene. Cosa mi racconti? Niente, tutto vecchio. Allora, cosa vuoi raccontare? Mi racconta che si è svegliata da all'incirca un quarto d'ora. Non è vero, non diciamo queste fesserie in 20 diretta perché 20 minuti, non dai. è vero. 25. Non è vero, Mezz'ora? non è vero niente. No, nemmeno, non è vero nulla. Ragazzi, si può addormentare una persona, no, nella vita, non è No. che ero stanca e quindi mi sono accuffolata. Come? Vuol dire accuffolata. Sì, è Vabbè, quello, accuffolata. esatto, quello. Ci sta scrivendo anche Anna Polino, buonasera. Buonasera signora Anna Polino. Insieme. No, non lo faccio. No, vabbè, scusa, volevo Non mandare. lo faccio, volevo mandare un non lo cacco a tutti faccio, quanti. non lo faccio. Senti Rachele, io andrei di nuovo in musica perché stasera mi voglio Sì. riempire di musica. Di musica, sì. Prima di andare in musica volevo salutare Sì. degli amici molto speciali. Certo. Degli amici molto speciali che si sono collegati in questo momento, che sono Ok. Davide e Kate, Ok. che ci scrivono dall'Alta Italia, quindi li voglio salutare e Ciao, gli voglio ragazzi. mandare un grande abbraccio. Certo. E quindi io proporrei, se tu sei d'accordo, Sì. stasera mi sento romantico e vorrei continuare questa serata con la magia dell'amore. Sì, Che ne pensi? io direi di sì. Sei d'accordo? Sì, io direi di sì. E allora, canta Andiamo proprio Rachele. con magia dell'amore, allora, no? Andiamo con magia Andiamo dell'amore. con magia Canta dell'amore. Rachele, dirige l'orchestra, il mio amico Pac. Come? Dirige l'orchestra, il mio No, amico l'hai Pac. detto male, però. Ca- No, l'hai detto male, l'hai detto. Magia Devi dell'amore, essere sincero. Rachele e Ca. E tu? Tengo voglia di suonare, tengo voglia di abbracciare, questa voglia di te mi ricorda il mare, un ricordo che sa, l'estate che avanza, il sole riscalda, ricordo ancora quella notte magica, super fantastica, con quella musica, io che scappavo e tu a rincorrermi, io che fingevo di arrendermi, mi sono innamorata, questa notte impazzirò, già lo so, non dormirò.
ancora. Quella notte magica, super fantastica, con quella musica, io che scappavo e tu a rincorrermi, io che fingevo di arrendermi, mi sono innamorata di te, di te, di te. L'estate che avanza. E l'estate avanza. L'estate che avanza. Avete l'estate ballato avanza. tutti qui, avete ballato. Sì, avete ballavamo anche- così. Ho visto. Bravi, così Si può fa. ballare così? Sì, certo, perché no, scusa. Allora abbiamo tanti messaggini, Sì, tanti vai, messaggini. vai, Abbiamo vai, Nino leggi. Marchi Official Channel che ci sta Ciao, seguendo. Nino, che, ciao, un bacio a te e a tutta la tua splendida Sì, famiglia. io ho un messaggio da parte sua da leggerti. Ah, vabbè, già immagino. Che dice? Cioè, per me, Volevo salutare Rachele Grande. Rachele è grande, ovviamente. Rachele l'ha scritto grande, Sì, sì. perché io sono grande, no? Anche Puntuale di come statura. sempre, vedo che sta E facendo dei progressi. allora, non diciamo cavolate perché è successo, sì. io anzi sono stata sincera, Sì. è successo che Sì. purtroppo, essendo che il mio ragazzo è di mattina, no? Fa la notte, quindi diciamo non è proprio mattina, ma alle 4 di notte si non alza si dice il mio ragazzo, per si dice, andare a lavorare. Si dice il mio boy. Il mio boy. E Sì. quindi ovviamente, siccome il mio boy è andato a lavorare presto, Sì. ovviamente io, essendo stanca, perché lo aspetto quasi tutte Sì. le mattine perché si deve alzare, perché ho paura che si addormenta, vedi, Ah. vedi che è ragazza molto attenta, no? Quindi tu stai sveglia fino alle 4 del Esatto, mattino? c'è quando proprio Scusami, ma io lo addormento- devo dire in gergo francese, Sì, che mia dillo, poteva caga. federe. Ah, proprio. sparti, che bello, proprio sei gentilissimo. No, questo è gergo E francese. quindi ovviamente io Sì. gli sistemo anche i vestiti, è normale, no? Sì. Uno gli sistema i vestiti per andare al lavoro e quindi mi sono purtroppo addormentata, ma non l'ho fatto apposta. Ma non è che è successo chissà che cosa, alla fine non l'ho fatto mai, quindi è successo solo oggi e non mi fare fare ancora mosse con le mani perché poi mi rendo nervosa. Ho caldo, oggi ho caldo, sono nervosa, ho caldo e sono nervosa. Allora Nino Marchi è potrei riuscito picchiare qualcuno, potrei Nino Marchi è picchiare. riuscito a fare nervosire a no, distanza ma proprio a io Rachele. oggi sono Quindi nervosa, un sono applauso nervosa. per Nino Marchi. No, ma oggi sono Sì. proprio nervosa, amico, non lo so Sì. perché se mi sento Ma- caldo. Oggi c'è caldo fuori, si muore. Appunto l'estate avanza. Sì, l'estate avanza, ma non così. Oggi però più o meno già c'erano proprio 30 ancora gradi non è all'ombra, nemmeno forse. estate, ma sto proprio morendo di caldo, quindi. Allora, ti dico vado solo avanti con i questo. messaggi. Sì, vai. Emanuele Marcellino. Ciao Emanuele. Buonasera Emanuele, che noi ricordiamo che questo sì. grandissimo autore, che è Sì. Emanuele Marcellino, scusate, che ha scritto un brano. Cosa hai detto? Margellino, ho sbagliato. E ho pensato Non a siamo a Napoli. Napoli, ah. Ho pensato a Napoli, che è meraviglioso, e quindi mi è scappato. Scusa, perdonatemi. Margellina Oggi ho detto di sono Vera nervosa, Menava. non mi fare innervosire perché ti picchio. Basta. Allora, dicevo, quello mette Sì. applausi che manco si sentono, però complimenti Sì, alla regia. No, non abbiamo quindi- sentito gli applausi. No, li hai messi perché è partito. Sì, ma è partito però l'applauso, si muovevano le mani, no? Comunque dicevo, questo grandissimo autore che ha scritto il mio nuovo singolo che uscirà molto presto. Che dal Leggo titolo al- Non t'hanno amore. Vabbè, già immagino non lo leggere leggo proprio. gli altri messaggi. Cioè. Vai, vabbè, vai, tanto ormai, pazienza. Sì, comunque noi salutiamo Emanuele perché Sì. ci ha mandato anche il cuoricino, oltretutto. Grazie mille Emanuele, come sempre Poi il top. abbiamo Mascia che continua a scrivere. Ciao Mascia, sempre ciao Mascia. Poi Davide Cade dice bravissima, voce stupenda. Grazie mille, grazie. Nino Marchi dice sul fatto che dice non l'ha fatto mai, dico Allora, No, aspetta, c'è ce da n'è un'altra. premettere- Aspetta. Sì, vai. ho l'impressione che Rachele sia prossima ad una crisi. Ha Ecco, ragione, ha ragione Nino, ha ragione. Sono la prossima ma ad la avere crisi una pensi che quelle crisi. fai? No, basta, non ok. andiamo oltre. Scusa. Però dicevo, sì, ha ragione Nino, all'inizio Sì. ero molto in ritardo. Ora devo dire ero che molto comunque sia ritardataria. sta facendo dei Però progressi. Simone può dire no, di No, la no, verità, vero, sono di la d'accordo. verità. È successo solo stasera, ma quando abbiamo avuto altri appuntamenti, come anche il pomeriggio, sono sempre stata puntuale. Considerate che la volta scorsa doveva Abbiamo venire anche- alle 3 spunta la menzione, quindi o Quindi, viene tardi no, ma oppure viene... non sta dicendo finta, non sta dicendo falsità. No, Cioè- è sincero. Sì, Quindi Nino, non lo so, oggi è successo così perché No, mi sono vabbè, addormentata. ma comunque se le la- persone non penso che vogliono se la sapere vuoi- cosa ho fatto stasera o cosa ho fatto altri se giorni. la vuoi licenziare, non lo fare ora, fallo fra un po'. Sì, dai, poi mi licenzio un altro giorno. Allora, dopo andiamo in la musica, puntata, dopo andiamo la in musica puntata. e poi stasera abbiamo un ospite. Sì, abbiamo un ospite, non Abbiamo ce un lo ospite. dimentichiamo. Quindi andiamo in che musica. tra un po' annunciamo, dopo Ra- questo brano Rachele, direi cosa io. vuoi cantare? Ma io direi di Vergogna? andare... Vergogna?
No, lo lasciamo per dopo, vergogna, perché già abbiamo fatto All'ultimo? troppi. Sì. Andiamo. No, per ultimo facciamo sola, come sempre. Quindi andrei con più male. Andrei o con più male o chiamamo. Dimmi tu. Come? Chiamami o più male. Dimmi tu. Io direi chiamami, che ne pensi? Vabbè, andiamo con chiamami, dai. Chiamami Rachele. Chiamami. Dopo mi chiami. Casomai dopo Nino mi chiami e mi Cac, licenzi. cac. Sì, ciao. Quando si chiude non mi chiamate, sto chiusa in me, sono consumate 1000 sigarette e sto occhio mi rimbette. Prima che già fa, prima che sarà, chiamava amore ma teniamo cuore per vincere e per te. Chiamami, sto aspettando, chiamami, sto cuore trema ancora, amore, si te lega rindovica accompagnatoia. Chiamami, o sai non saccio vivere, o resti sulla chiacchiere, fammi capire che pure tu ci tieni ancora. Tu mi guardavi, suonavo con me, che la creatura era casa per noi, e chiusa in una mezza valigia. Io sto nervosa e volessi viaggiare, fuori da prima che già fa, e non dormiente che tra sogni in foto, per perdere. Chiamami, sto aspettando, chiamami, sto cuore trema ancora, mo, si deve che rindovica che accompagnatoia. Chiamami, o sai non saccio vivere, mo resti sulla chiacchiere, fammi capire che pure tu ci tieni ancora, per me. Chiamami, o sai non saccio vivere, mo resti sulla chiacchiere, fammi capire che pure tu ci tieni ancora, per me. Cuore mio, se ritornassi a casa mia, o se tornassi a vivere, non morì mai più. Chiamami. Chiamami. Ma io non lo so. A chi chiami? Non lo so a chi chiamo. Vabbè, lasciamo stare. Nino, con il Niente, punto Nino, interrogativo nella maglia di Rachele. Nino Che cos'ha il mio ha punto scritto: interrogativo? vorrei sapere il significato di quell'interrogativo sulla maglietta di Rachele. Non lo so, è un Non punto lo so. interrogativo, punto. Non è niente Non, di che. non lo possiamo capire. Non è niente di che. Poi dice: sono sempre più convinto che Rachele sia sorellastra di Sofì dei me contro te. Ma perché? Io dico. Questa è una partita, so- com'era messa? Aspetta, così. Com'era? Così. Se non mi sbaglio. Nella foto che ha. C'è anche ancora nel computer questa foto. Non solo quella. Non solo quella, c'è anche quell'altra. Io ti giuro, Quello io vi col- odio. Quello col castorino. Io vi odio. Non lo farò Allora- mai in diretta, sappiatelo, però io sì faccio anche il castoro. Sì, Sì, esatto, sono lo fa- una castorina. Fa anche molto bene il castorino. Dai, basta, Allora, poi abbiamo Anna Polino che ride, Mascia Brancacci che ride. basta. Bene, prendetemi tutti in giro, mi raccomando, tutti in giro prendetemi. Dai. Anche la regia ti prende in Oggi giro. la scusa. regia mi sta proprio. La uccido. Ho detto che sono nervosa. Sì,
Sì. picchio qualcuno veramente. Rachele, per favore, puoi fare gli auguri in diretta ad un mio amico che si chiama Stefano, che oggi ha fatto il compleanno? Certo, allora facciamo tanti auguri al signor Stefano. No, è un ragazzo, Io è un amico di Mascia, Ah, quindi- ok, quindi auguri di buon compleanno a Stefano. Da parte mia e di Simone, da parte mia Sì. e di Simone. Happy birthday Io sono to sempre you. educata, quindi io con Happy educazione birthday intanto to inizio con il you. signore, poi se è un ragazzo magari lo Va bene, togliamo ma il dato signore. che abbiamo fatto chiamalo. Sì. Chiamalo. Ah, lo chiamiamo adesso? Chiamalo. Dai, chiamiamoli insieme. Chiamalo. Quindi ragazzi, E allora? come proprio annunciato anche Sì, dalle nostre storie, esatto. stasera insieme a noi c'è il nostro artista Sì. Dario De Vita. De Vita. Buonasera e Buonasera, io direi di lasciare lo spazio a lui magari. Ma così, io lo lascio a lui così qui, mi parla, metto io al così centro. parla. No, mi se vuoi metto- ti puoi stare anche tu qua, No, non è mi un metto problema. io al centro, mi metto qua. ok. Buonasera Ok, a tutti. ok. Buonasera. Ciao Dario, Buonasera ciao. a tutti. Come stai, caro? Bene, grazie. Potrebbe andare meglio. Sì. Diciamo, con questa situazione qui, Sì. però Diciamo un po' comunque che cosa è diciamo tutto bene. Ok. No. A tratti, però. È un po' a tratti? Che è successo a sto Sei microfono? tu che sicuramente farai un po' di... È perché sono nervosa, Sì. te l'ho detto. E infatti Nino vorrebbe Vai. sapere perché sei nervosa stasera. Vuole sapere Nino perché Sì. sono nervosa? Secondo te Non lo perché è so. nervosa? Non lo so, forse perché l'avete tartassata sul fatto di prima Grazie, dell'orario. grazie Dario. Io Quindi vorrei penso anche proprio per la questo. regia per favore fa partire Ma un non è applauso a ve- Dario. no, Grazie, ma non è vero, veramente non è vero, sì, ma è no- vero. ma non Ha ti- ragione Dario. Ma non ti abbiamo detto niente. La risata. Ma che c'entra la Doveva essere risata? un Ho chiesto un applauso. applauso No, io, no, ho la risata, chiesto, la non ho chiesto risata, la la risata. risata è Vabbè, giusta. cacate tutte e due e basta. Senti, allora, abbiamo questo amico qua che Sì. ci è venuto a trovare da Pescara, quindi si è fatto una Esatto. bella strada. Lui il 13 di novembre del 2020, quindi in un anno che tutti ben sappiamo quello che è successo, Esatto, ha deciso di esatto. fare il suo primo inedito, che è una bambola che Ascoltiamo è un brano quasi tutti i giorni, è passato sulla nostra sul radio, nostro- sulla sulla vostra nostra- radio. sulla nostra radio, sì, Esatto. esatto. Quindi Dario, parlaci un po' di questo brano, parlaci da dove nasce questa tua volontà, questa tua passione nel canto, da dove hai deciso di fare questo meraviglioso brano che ha il titolo di Una bambola. Allora, diciamo che questa è una passione che io proprio covavo da piccolo, però purtroppo, diciamo, non avevo mai avuto la disponibilità economica e diciamo che non conoscevo più persone di quanto ne conosco oggi per arrivare a fare il mio primo brano e ovviamente di conseguenza rimanerci e creare sempre nuove emozioni per quelli che mi ascoltano e così via. 5 mesi fa, anzi diciamo 6 mesi fa, ho avuto l'opportunità di conoscere Simone qui presente e diciamo Che fortuna, che l'hai visti? mi ha convinto Che fortuna proprio, mamma mia. diciamo che mi ha convinto e si è premurato anche per farmi conoscere il grande Nino Marchi, che conosciamo tutti quanti, grande artista. Lo salutiamo che ci sta Lo seguendo da salutiamo, casa. Lo saluto, anzi spero che prima che parto Nino venga, cioè ci incontriamo per salutarci. E niente, si è premurato comunque per farmi fare questo mio primo brano. Diciamo che è andata molto bene visto i risultati, che non mi aspettavo proprio come primo brano, però diciamo che magari per altri artisti possono essere pochi, ma per me già è un grandissimo risultato per la prima volta. Bravo, bravo, queste sono belle parole, bravo, mi piace, bravissimo. Sei stato elegante. Allora, Dariuccio, dato che siamo qui, io e Rachele ti lasciamo il palco. Esatto, noi diciamo Ti che lasciamo lo il palco, facciamo e quindi cantare, lo sarà lasciamo un'emozione cantare. forte, perché è la prima volta che si esibisce su un palco davanti a un pubblico, anche se non c'è personalmente, ma ci stanno seguendo da casa. Quindi noi lasciamo il palco a Dario De Vita. Vita con una bambola. Buon E ci ascolto, a vediamo dopo. tra Grazie. pochissimo,
Tu che aspettavi stasera, che hai voluto chiamare vai insieme a me. Con quella donna un po' corta che schianto che serve. Tutto perfetto e romantico, e già ti sento ravi. Tale quale una bambola, sei unica, sei magica. Si ferma così su una bambola, tu guardano, ma si soltanto a me. E si faceva musica, melodica, che a me mi fai morire. Ma mandami la messaggi se non sto con te. Perché sei troppo gelosa, nessuna guagliona può parlare con me. Tale quale una bambola, sei unica, sei magica. Si ferma così su una bambola, tu guardano, ma si soltanto a me. E si faceva musica, melodica, che a me mi fai morire. Tale quale una bambola, sei unica, sei magica. Si ferma così su una bambola, tu guardano, ma si soltanto a me. E si faceva musica, melodica, che a me mi fai morire. La bambola! Una Dario, bambola. Dario Di Vita, una bambola! Che bel Grazie. brano, che bel brano. Rachele, che ne pensi? Che ne pensi? Abbiamo Abbiamo ballato. ballato, abbiamo fatto anche le storie. Sì, che tu sì, non è hai vero, visto. abbiamo fatto le storie, abbiamo ballato Allora poi le un vado po'. a vedere. Visto che finalmente dopo tante puntate che ho fatto mi sono spostata un pochino anche io là sotto insieme a te. Quindi abbiamo Sì. ballato, Sì, sì. complimenti Abbiamo, al brano. abbiamo anche dei messaggini per te. No, ma invece di emozionarmi sto quasi per piangere. Mascia dice voce stupenda che arriva dritto al cuore. Complimenti a bravissimo Dario. Grazie mille Mascia. Poi abbiamo anche Maria Nicodra che dice complimenti Dario. Anna Polino dice bravo Dario. Grazie mille. E poi voglio che partecipi anche tu in questo commento, perché Nino vuole dire stasera perché Rachele è nervosa. Lui lo sa, quindi si vuole esprimere da questo suo parere. Quindi Nino, per favore, io mi dissocio da tutto quello che dicono questi ragazzi. Nino, per favore, dillo in diretta perché Rachele è così. È così. Ma sì, andate Dillo tutti e due perché a fare un stiamo bagno. aspettando il tuo commento, anche perché ci riempirà sicuramente di gioia, no? Tu che ne pensi? Non penso niente, credi? Perché se no Perché poi- non pe- No, perché io, poi già, mi io va- già lo poi so. mi tassano pure me, capito? Dai Nino, per favore, stiamo aspettando tutto il tuo Perché commento. comunque anch'io Sì. sulla fase dell'orario, esatto, anch'io sono esatto, un po' esatto. Esatto, Dovete- io sono dai. esaurita per l'orario, non sono esaurita perché sono incinta, lo dico subito perché Rachele ragazzi, è incinta, io lo sì. sapevo, eventualmente perché buono, lo dico proprio a caccarara, la dovreste dire voi, no? Io se sono incinta lo dico, lo annuncio io, no? Tutti e due andate a cagare, proprio lo dico così in gergo. Bravo Rachele, un applauso a Rachele. Andate a bravo. cagare tutti e due, Te la sei perché meritata. assolutamente no. Quando sarà, lo dirò io. Sì, Ancora non è, quindi, che bella cosa. Caca. Noi ti volevamo fare solo gli Caca auguri. e caca. Ma Punto. scusa, cosa c'è di male per fare gli auguri? Una cosa. Ma se non è vero, perché dovete fare gli auguri, voglio dire? Non è assolutamente vero. Ah, è vero Io che non- prima porta male, scusa. Esatto, caca. Va bene Daruccio, noi ti ringraziamo di averci Grazie mille, dedicato Dario, grazie. questi pochi minuti della tua vita. Ti faccio tanti in bocca al lupo. Grazie mille, Di Crepi il tutto. Lupo. È stata comunque un'emozione essere qui, aver conosciuto anche Rachele finalmente di presenza Grazie mille, grazie. e aver visto anche Simone che non lo vedevo da tanto tempo.
ed era meglio così. Grazie mille e Adesso- un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando in questo momento. Adesso io ti Grazie ancora, Dario, grazie. invito a seguire la puntata tra pochissimo. Bel brano, Quindi- bel brano, E bel allora? brano veramente. Allora, grande brano, Sì, bello, bello, entra in bel testa, brano entra in veramente. testa. Sì, vero? È, Sì, sì. è una, diciamo che forse una hit estiva, Una no? hit estiva, Che ne esatto, pensi? molto bello. Sì, Bravo sì. Dario, bravo Sì, sì. Dario. Sono stato bravo anche a scegliere No, il brano, tu vero? tu Perché? leggi. Niente. Oggi ti picchio. Ma chi l'ha scritto? Chi? Ma chi Si l'ha chiamerà scritto? Gino. Ma lo dicevi io veramente questo ragazzo io bloccatelo Nino su ha tutti. detto Bloccalo, auguri. regia, No, puoi no, bloccare non lo questo, bloccare, puoi cioè- bloccare questo contatto Dice- per favore. Secondo me è un falso, Dice non è lui, non è auguri, lui. è un maschietto e si chiamerà Gino, è bellissimo. Sì, certo, Gino. Bellissimo. Va bene, va Noi bene. vediamo, si è collegato in questo momento. Basta. Basta con le risate, basta. Regia. Gli rompo il mouse stasera, sono sicuro. Io vi Sì. picchio. Silvio Messina si è collegato in questo Buonasera, momento. Ciao signor Silvio. Allora, Rachele, che fa? Andiamo Cosa? Che fa? Andiamo in musica? Dopo di questo io direi proprio di andare in musica l'ho fatta perché apposta, ho veramente- detto sì, che fai, certo, che fa- apposta. Perché non lo Sì, posso sì, dire che fa? certo. È Vabbè, figo. comunque io direi di andare in musica Sì. e andiamo con Chiumal. Che è? Mi sento male, più male. Rachele. Cioè ragazzi, ci ma vediamo. veramente, ma come Rap- devo fare io? Come devo fare? Ciao Rachele. Cioè vai, cammina, Cacca. cammina. Arrivederci, delle belle cose, eh. Quando fornisce una storia importante, tu cerchi un male a te vento l'inferno, non si dà pace in amore fornute, lacrime spasso per colpe e ferite. Quando fornisce una storia un momento, e dici che basta, non conta più niente, notte passata ti danno tormento, forse sbagliata se ancora importante. Tu che non ti cancelli mai, spoglio coraggio e te ne vai, stasera è l'ultima bugia, male che ti fa più male, piglia a pugno chi sto cuore, io con te non so sicura, non ci voglio fare più amore, male da carezze e male, solo non è poi scompare, vittima senza ragione, non è mio che sto volendo, per te so cose niente, per me resta soltanto sto dolore e niente più. Tu che non ti cancelli mai, spoglio coraggio e te ne vai, stasera è l'ultima bugia, male che ti fa più male, piglia a pugno chi sto cuore, io con te non so sicura, non ci voglio fare più amore, male da carezze e mano, solo non è poi scompare, vittima senza ragione, non è mio che sto volendo. Eravamo in due, mo so soli, eravamo noi, mo niente noi, come si può sta lontano, mo cacchio tu di che fornuto e che mi manca. Eravamo noi, poi come mai sei studiato tutto bene, mo non trovo una ragione, sai, potrò trattenere ancora una poca. Io ti volessi ca, ma non lo saccio fa, e ma già appiccica, ma ne sei cagnata a scena, che stai loro per sta buona, modo non ma sto da luce, non so chi le camo
male, più male. male, più male, più male. Vedi, questa canzone avrebbe messo più energia, quindi se Sì. picchia qualcuno lo uccide direttamente. Ti sei calmato un poco? No. Va bene. Anche l'orario un po' di fastorio. Allora, vado a leggere. Vorrei sapere se farai Oggi tutta ragazzi, la la serata. regia ha il dito che non gli Sì. funziona, quindi Sì. ha fatto la stand Come? stand-in. Arrivederci, è stato un piacere. Sto scherzando, dai, lo dice meglio lui, Allora- faglielo dire a lui. No, vieni ma qua, lei, vieni. no, lei Ma non dai, hai visto ma io cosa ho ha fatto una lei. battuta, bravo. Non vi Io dico quello che è veramente- successo. Questo è il signore, Sì. questo è il signore. Sì. Standing quando ovation, parlo è tanto- stato standing ovation. Dai, Allora, l'ho detto apposta, ragazzi, l'ho fatto per scherzare. Sì, Mascia, certo che puoi chiamare in diretta. Certo, Mascia, certo, anche perché Maria siamo Nicotra. quasi in chiusura, in Sì, chiusuria. esatto. Maria Nicotra scrive sempre, Parlerà con Simone, parlerà sempre con Simone. bellissima la serata del giovedì sera con Rachele. Grazie mille, grazie mille. Mascia dice: Rachele, prossimo giovedì come ospite della serata puoi invitare Angelo Fomau? Dopo gli chiamiamo Dopo gli dopo chiamiamo ad Angelo. Silvio Messina dice: Simone, mi devi rispondere. Non ci sono io in regia, quindi te la devi prendere con lui. Se non risponde è colpa sua. Ma perché hanno telefonato? Sì, mi sta dicendo: Simone, devi rispondere. Ma forse E poi- rispondere a qualche e- commento, perché di essere la No, telefonata Silvio non ha è fatto arrivata. altri commenti. Quindi Silvio ritenta, Simone, perché sì, sicuramente Simone, Silvio ritenta che sarai più fortunato. Silvio ritenta perché sicuramente Colpa tua. no, ma non ha telefonato. Questa volta lo difendo perché non è Sì. arrivata nessuno chiamato. Io guardo del telefono, quindi non è arrivato nulla. Possibilmente, non lo Sicuro. so, magari ha sbagliato Dico, numero. siete sicuri, vero? Sicurissima. Bene, Ma va sarebbe bene. spuntata la chiamata. Se lo dici tu ti credo, Rachele. E allora, io Solo se lo dici tu, io sì? direi di Sì. non fare nulla perché non so cosa fare. Stiamo aspettando chi? Fammi capire chi stiamo aspettando. Maria Nicotra dice sempre molto brava. Grazie mille. Io Io, direi di fare ragazzi- qualcosa a cappella così, no, per aspettare un pochino. Ma vabbè. Prima di andare di nuovo in Io mi faccio un musica. pezzo di sonno nel frattempo. No, scherzo. Vai. Ah, ho capito. Cosa facciamo, Simone? Cosa facciamo? Facciamo... Dai. Non lo so, dimmi tu. Quale ho detto io? Ah, c'è lei, vogliono fatta c'è lei, allora andiamo proprio con c'è lei, C'è lei. che dedico a Melinda, che questa canzone la ama da morire, perché se ci sta guardando e non gli faccio la dedica mi uccide, perché io so che questa canzone la ama. Ok, ci siamo? Abbiamo messo un po' di eco. Che bello. Dopo di questo io veramente, la risata malefica di quella potente. Hai gli occhi di un ragazzino che guarda un aeroplano, ti senti legato in mano e vuoi lontana con chi ti guarda e non sei felice, tu soffri e non me lo dici, tu pensi soltanto a che lei non stai più buona con me. C'è lei che ti fa ancora chiagnare, c'è lei e sta tornando a nascere, ma io non la posso accire perché ti ama come me e fa cagella di non zucchero e mo non serve a te trattenere, si può, io so contenta per te perché voglio che torna a vivere. Senza parole. Senza parole. C'è lei, un brano meraviglioso della grande Maria Nazionale che adoro. Un bel brano. Grazie mille, grazie. Vabbè, a posto. Basta con questa standing ovation. Basta. Signora, la può capito. staccare la standing ovation? Ma può essere che la signora. Ah, hai visto, la Scusa, signora ma l'ha ancora ascoltato. c'è. Sembra un po' a San Pietro quando il Papa parla e la domenica fa l'Angelus. Sì, certo, quello.
Abbiamo qualche messaggino e poi andiamo Mascia in dice: musica. ho provato a chiamare, dice che il telefono potrebbe essere spento non raggiungibile. Mascia, Ma il guarda, telefono è stranissimo là, perché quindi il telefono è qui. Magari prova a sbloccarlo, automaticamente- possibilmente, perché non lo Ma, so. Non so cosa non so. dirvi, ragazzi. Qui il il telefono, telefono davanti è a vivo noi. e vegeto. Forse non sta prendendo, Ma può darsi, può darsi mi che sembra non- un po' che- strano. può Forse è il darsi- caldo che ha fatto ciao il telefono. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao ciao, non devi piangere, ciao ciao. Se vuoi scrivimi, ciao ciao. Ti amo, credimi, ciao ciao. Vedrai che io ritornerò. L'hai voluto bene appena conosciuto. Ci sei stato insieme, ti sei innamorato. Rinda in aeroporto lui che parte, sai che già è finita. Era lui l'uomo dei sogni che sognavi, era lui la tenerezza che cercavi. Basta. Non Basta. esageriamo, basta. Allora Rachele si è fatta l'ora. Esatto, si è fatta fatta l'ora. l'ora. Io direi di andare in chiusura con Sola, Sola, che è un esatto. brano meraviglioso. E quindi andiamo con Sola, senza più pensiero. Non ho più voglia di amare, a che serve dare senza avere? Sola, libera, ricomincio da qui, forse è meglio così, lascia perdere. Andiamo con Sola, dai. Andiamo con Sola. Diamo la buonanotte adesso. Buonanotte a tutti quanti. Noi vi ringraziamo ancora di essere stati come ogni giovedì insieme, no? Insieme a noi. Sì. Insieme a noi. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani mattina. Quindi mi raccomando, domani mattina alle 10:30 con il nostro programma, con il nostro consueto programma. Esatto. E poi l'appuntamento Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Esatto, al appuntamento canale. con Rachele tutti se i giovedì. se volete avere Sì. come si dice? Cosa? Se volete avere che cosa? Che cosa? Non lo so. Cosa volevi dire no, per non il lo- non gioco? lo so, Volevi no. dire per il gioco? No, Ah, ok. no. Vabbè, Vabbè, quello poi lo allora diciamo. vi diamo Non la lo so cosa stavo buonanotte dicendo, da me scusatemi. e Rachele. Ci Buonanotte, vediamo domani ragazzi, e mattina. grazie ancora. E Rachele con Sola. Ciao. Sento buono, voglio stasera da già parla. Tutto un male che hai fatto, come l'ha già scordato. Di la verità non t'ho negato. Non t'ho fatica, non ti credo.